determinati fenomeni. Noi possiamo parlare con maggior cognizione di causa, possiamo parlare di pecore, possiamo parlare di vacche, possiamo parlare di agricoltura. I nostri tecnici sono sardi, chi governa pubblicamente sono sardi, penso che sia tutto interesse di noi salvaguardare appunto quei valori, salvaguardare l'ambiente, proprio perché è cosa nostra. Sono adottate tutte le misure possibili ed immaginabili che la tecnica oggi dava per salvaguardare sia l'inquinamento atmosferico sia l'inquinamento delle acque. La Sardegna poi è molto ventosa, quindi la dispersione dei fumi avviene in maniera rapida, quasi istantanea, e ci dà una sicurezza perché non vi sia un inquinamento. It's nature. The nature of Sardinia Island is very beautiful and very nice. The first impression is very beautiful sky and very beautiful sea. Why you came to Sardinia? We are going to here to work to start up the FDT plant in Sardinia. Only we export know-how and plants in parts. You come from a highly specialized technological country. What do you think the future of Sardinia will be? I think there are very many possibilities to cultivate people in Sardinia, I think. Mio padre era un pastore, i miei fratelli sono pastori e continuano ad essere pastori, non sono andati nell'industria, perché ritengo che la loro funzione sia quella di fare i pastori. Questa cucina, io sono cresciuto, sono diventato grande e tuttora ci sto volentieri. Tant'è vero che non voglio che si distrugga, ma che si conservi. Perché? Perché ci siamo affezionati, perché è la vita vera, perché qui abbiamo conosciuto tante sofferenze, ma anche tante gioie, perché qui ci si ritrova volentieri a stare tutti insieme attorno al focolare. È chiaro che la industrializzazione è ancora troppo recente per poter dire quali saranno gli effetti dell'industrializzazione in Sardegna sul banditismo. Il banditismo prima era l'espressione di una società agropastorale che era la società sarda. Il banditismo attuale è un'espressione della società attuale. Noi abbiamo visto delitti in cui erano implicati dei vigili urbani, degli insegnanti,
persone già di una certa levatura